Anche nella Marca il lotto di vaccino AstraZeneca sospeso dall'AIFA dopo la morte di un militare a Siracusa, oltre 17.000 dosi in Veneto, nessuna grave reazione. Contagi e ricoveri in aumento, variante inglese nel 70% dei tamponi effettuati, cresce la preoccupazione per la diffusione del virus in Veneto che si avvicina alla zona rossa. Viaggio nel distretto sanitario di Asolo, dove da oggi gli studenti della seconda media in su sono tutti a casa, vicino alla soglia dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti, anche Pieve. La protesta di esercenti, commercianti, gestori di palestre di Veneto Imprese Unite contro le restrizioni e i continui stop, traffico rallentato dalle 8 del mattino in tangenziale. Incidente mortale questa mattina a Refrontolo, una 61enne di Falzè ha perso la vita uscendo di strada finendo nel fossato, l'ipotesi al vaglio che sia stata colpita da un malore. Multato a 13 anni perché si trovava sullo skateboard in Piazza Grande ad Oderzo, su Facebook lo sfogo del papà. Mio figlio avvicinato da un vigile in Borghese, multa da 169 euro. Il comune di Silea trova l'accordo con il Parco del Sile per il ripristino del ponte Pavan, da 2 anni inagibile, con tutte le polemiche del caso. Ben ritrovati, questa è l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Partiamo da qui, dal ritiro del lotto di un lotto di vaccino AstraZeneca, perché sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei carabinieri dei NAS delle dosi del vaccino del lotto ABV 2856 bloccato da AIFA in seguito ad una morte sospetta in Italia. Anche in Veneto il lotto è stato bloccato, complessivamente somministrate 17.043 dosi nelle varie ULS, tra cui l'ULS 2 Marca Trevigiana, l'ULS 1 Dolomiti, l'ULS 5 Polesana, la 6 Eugania, la 7 Pedemontana e la 8 Berica. Al momento, fa sapere la Regione, non sono state segnalate reazioni avverse di rilievo. Sono in corso ulteriori approfondimenti i cui esiti verranno comunicati tempestivamente, analogamente ad altre indicazioni fornite da AIFA e dal Ministero della Salute. E ora andiamo alla conferenza stampa del Presidente Zaia, dove si parla dei contagi, del numero di ricoveri aumentati a causa della variante inglese presente ormai per il 70% dei casi. Cresce la preoccupazione per la diffusione del virus e dunque il Veneto si avvicina alla zona rossa. Ad oggi non abbiamo certezza, certo è che siamo sul filo di rasoio rispetto ai numeri che si elaborano. Crescono contagi e ricoveri con una curva che per le terapie intensive registra un'impennata, sale l'indice RT ed il Veneto si avvicina pericolosamente all'1,25 che determina il passaggio in zona rossa. Siamo sul filo del rasoio, dice il Presidente Zaia, anche perché il 70% dei tamponi è di variante inglese e la diffusione del virus è molto più aggressiva. Sul fronte delle scuole sono 6 distretti passati alla didattica a distanza dalla seconda media in su, ma altri 4 si stanno avvicinando alla chiusura. Abbiamo altri 4 distretti che con questo incremento è verosimile, non sono chiusi da oggi, non saranno chiusi domani, ci sono sempre le 48 ore. Lo dico perché poi qualcuno potrà andare nel panico, però Pieve, Rovigo, Padova, Bacchiglione Piovese e Ovest Veronese sono tutti sopra i 200. Ed oggi nella conferenza unificata con il Ministero e le Regioni si è parlato anche del nuovo piano vaccini. I vaccini d'ora in poi li possiamo fare come? Con un criterio. Il criterio qual è? Le fragilità, ve la faccio molto sintetica, dopo se qualcuno vuole vi diamo il testo. Le fragilità, dopodiché si va per fasce di età finalmente, così evitiamo sempre i soliti ragionamenti perché lui sì e me no e annessi e connessi. Sì, ovviamente in ordine decrescente, cioè si parte dall'alto e si va verso il basso. Dunque, dopo gli over 80 e le persone estremamente vulnerabili, cui si aggiungono disabili e familiari, si procederà a vaccinare le persone dagli 80 anni in giù. Unica deroga prevista è quella dei protocolli per le aziende che saranno individuate dalle regioni. Ci sarà un contingente di vaccinazioni destinato a dei gruppi dove c'è assembramenti aziendali, no? In modo tale che anche lì si attua un piano di sanità pubblica. Allora noi andiamo ad Asolo per il primo giorno di didattica a distanza. Chiediamo ai ragazzi di avere fiducia nei loro docenti, questo è l'appello dei dirigenti scolastici. Come state? Tutto bene. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Allora, vi chiedo di attivare le telecamere, tutti forza. Poi passiamo all'appello.
Comincia così l'ora di italiano all'Istituto Filippin di Paderno, una delle oltre 40 scuole del distretto di Asolo da oggi in dà al 100% dalla scuola media in su, per un totale di 20.000 studenti, copione analogo all'Istituto Comprensivo di Crespano, dove le domande arrivano in tempo reale su smartphone. Io vedo se nel frattempo stanno arrivando le vostre domande. Sì, stanno arrivando. Poco distante Roberto Perizzolo, che qui insegna da 40 anni, si sta preparando a una lezione di musica virtuale. È giusto non spaventarsi, far fronte, grazie a tutte le cose che abbiamo a disposizione in questa scuola, far fronte alla situazione. La didattica digitale integrata è partita, rappresenta per noi questo momento dove viene messa alla prova anche la capacità della comunità educante di farsi carico e di essere unita per il benessere comune. Docenti in classe, quindi alunni da casa, fatta eccezione per i soggetti con fragilità che possono ancora seguire in presenza. Nel complesso, insomma, facciamo quel che riusciamo, ovviamente la nostra missione continua e speriamo che la situazione si migliori, insomma. Restano aule svuotate, biblioteche e palestre per lo più deserte, la ricreazione in solitaria delle prime medie ancora in classe come le elementari. Certo, dopo un anno sembra di ritornare, ahimè, agli stessi giorni dell'anno scorso, e le ansie dei genitori, dei ragazzi, degli stessi docenti purtroppo dopo un anno si fanno sentire oggettivamente in maniera più spiccata. Ai ragazzi a casa il messaggio del preside. Chiedo loro di avere fiducia in quella che può essere la presenza continua dei loro docenti, dei loro educatori, e di affidarsi e di chiedere soprattutto l'aiuto laddove serve, perché sappiamo che hanno bisogno di noi. E a monitorare sul corretto andamento delle elezioni ci sono anche i sindaci che sono pronti a dare gli spazi per le vaccinazioni. Mi auguro che le indagini chiariscano al più presto il quadro sul lotto AstraZeneca, questo ha detto il sindaco di Asolo. Stiamo tutti stringendo i denti. Mi auguro appunto che tutto questo possa servire per riuscire finalmente a vedere la luce fuori dal tunnel, perché sta diventando veramente angosciante questa situazione di incertezza, questa situazione di cambio anche di stili di vita ogni 15 giorni e soprattutto l'incertezza di quello che accadrà domani. Incertezza che i sindaci del distretto di Asolo stanno tentando di arginare coordinandosi fra loro con l'ufficio scolastico provinciale e l'ULSS 2. Io ringrazio sia i colleghi sindaci ma anche l'ufficio scolastico che ci ha permesso, senza fare polemiche ma semplicemente facendo quello che era giusto fare, di partire fin da oggi con questa risposta da dare in modo da riuscire a contenere questo momento di emergenza. Emergenza che, stando alla curva del contagio e al parametro dell'incidenza del virus, potrebbe a breve interessare anche il distretto di Soligo, che in queste ore ha scollinato i 200 casi ogni 100.000 abitanti, per l'esattezza 204, quando la soglia per la chiusura delle scuole dalla seconda media in su è fissata a 250. Se l'obiettivo dei sindaci è quello di correre più del virus con le vaccinazioni, mettendo a disposizione palestre e spazi pubblici, la speranza è che il blocco del lotto AstraZeneca sia un caso isolato e non rallenti la campagna che sembrava finalmente a un punto di svolta. Ci auguriamo tutti che sia veramente una via precauzionale, che quanto prima facciano le loro indagini necessarie per capire se questi effetti avversi sono collegati oppure no al vaccino, a questo lotto del vaccino AstraZeneca. E ci auguriamo anche che le altre tipologie di vaccino possano entrare nel mercato il prima possibile. Alla vigilia del decreto che porterà nuove restrizioni, questa mattina la protesta di Veneto Imprese Unite, è stato bloccato il traffico sul PUT e sulla tangenziale di Treviso, previste manifestazioni anche per domani. Questo significa protestare. Fermi noi, fermi tutti. E allora tutti in colonna, prima sulla tangenziale, poi lungo il PUT, attorno alla città, per la protesta di Veneto Imprese Unite, che ha scelto un modo plateale per manifestare le difficoltà di locali, palestre e in genere tutte le attività economiche bloccate dalle restrizioni anti-Covid. Cartelli sui lunotti delle auto a Passo d'Uomo, traffico rallentato nell'ora di punta alle 8 del mattino, quando i più si spostano per andare a scuola o al lavoro. Abbiamo protestato oggi perché dobbiamo far capire a tutti quanti che ormai siamo disperati, che continua a tardare qualsiasi cosa, il decreto sostegni tarderà di nuovo, il decreto di chiusure arriverà 12 ore prima della chiusura effettiva e siamo stanchi di questa situazione e dobbiamo far capire alla gente che bloccare le nostre filiere che incidono il 50% sul PIL italiano rischia poi di far fallire tutta quanta la nazione, perché comunque siamo noi che sosteniamo lo Stato con le nostre tasse e i nostri investimenti.
In Veneto, ricorda Aiello, si sono già persi 60.000 posti di lavoro e 420 miliardi di fatturato. Non a caso, all'Estiore, alla conclusione della protesta, si celebra con tanto di bara il funerale delle partite IVA. Stiamo cercando di farci un po' sentire, perché sì, essendo un po', non dico gli unici che siamo fermi, è un po' più difficile normale. Stiamo cercando di fare qualcosa. Presenti e solidali anche i commercianti. È un anno che viviamo questa situazione e sarebbe ora di cambiarla, perché è un anno che ci chiedono di fare sacrifici e i sacrifici li abbiamo fatti a Iosa, adesso basta. Le proteste proseguiranno perché la situazione è drammatica. Io fino ad ora ho fatto 7 mesi di chiusura in un anno, ho lavorato meno del 50% e purtroppo con i soldi che ci dà lo Stato neanche l'affitto non pago. Noi vogliamo lavorare, vogliamo solo tornare a lavorare, chiediamo un po' di libertà. C'è stato un incidente mortale questa mattina a Refrontolo, una 61enne ha perso la vita uscendo di strada e finendo nel fossato. L'ipotesi più probabile è che sia stata colpita da un malore. Refrontolo, via Crevada, sono le 11.30 quando l'auto condotta da una 61enne di Sernaglia esce improvvisamente di strada, finisce nel fossato ai bordi della carreggiata e si schianta contro una spalletta di accesso a una laterale. L'impatto è violento, la macchina carambola al di là del ponticello quando sul posto arrivano l'elisoccorso del SUEM 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Pieve di Soligo. Per la donna al volante non c'è più nulla da fare, si chiamava Viorica Coman ed era di origini romene. La 61enne, che si trovava da sola a bordo dell'auto, è morta nello schianto, ma cosa le abbia fatto perdere il controllo della macchina, una Nissan Qashqai, resta ancora da stabilire. L'improvvisa uscita di strada fa pensare a un malore che potrebbe aver colpito la conducente in corsa, tanto da farle percorrere decine di metri sull'erba del fossato fino all'impatto col ponticello. Non è del tutto esclusa al momento anche l'ipotesi della distrazione, anch'essa al vaglio della polizia locale di Pieve di Soligo. Il 22enne Florian Casci in carcere a Santabona per tentato omicidio nei confronti del suo collega e connazionale di 36 anni è comparso di fronte al giudice per le indagini preliminari nel carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un carico di latte appena munto è sversato per errore da Floria e questa forse è la causa scatenante del tentato omicidio del giovane operaio nei confronti del connazionale a Quinto di Treviso. Da tempo c'era tensione fra i due colleghi di origine kosovara, poi l'epilogo avvenuto nella prima mattinata di lunedì nel piazzale dell'azienda agricola La Morosina. Il ferito, attualmente ricoverato presso il reparto Grandi Ustionati di Padova, in terapia intensiva, secondo l'ultimo bollettino non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo a Pieve di Soligo. Un 15enne ha raccontato di essere stato derubato da 2 ragazzi nordafricani sui 20 anni in corriera nel tratto tra Conegliano e Pieve. Sentite che cosa è accaduto. Il portafoglio è stato rubato in autobus, io ho sentito la mamma che mi ha raccontato gli aneddoti, oltre che ovviamente anche i carabinieri, e gli è stato sottratto in autobus. Lui ovviamente per l'età che questi 2 ragazzi avevano, sia anche per lo spavento e la paura che aveva, ha cercato di rimanere più immobile possibile, anche perché comunque nel tragitto, così come mi dicevano, ha avuto comunque anche una sorta di minacce o comunque attenzione, attento a quello che dici, insomma, quindi era davvero terrorizzato. Un portafoglio consegnato sulla Corriera dopo una giornata di scuola, dietro alle minacce di 2 ragazzi nordafricani più grandi di lui e un viaggio d'inferno su quel mezzo che lo avrebbe dovuto portare a casa. È accaduto ieri ad un 15enne di Farra in ostaggio dei 2 per tutta la tratta Conegliano Pieve di Soligo, che non lo hanno lasciato nemmeno nel cambio di autobus sulla linea Pieve-Farra. A tradirli l'astuzia del 15enne che invece di scendere alla fermata di casa è sceso prima in centro a Farra di Soligo, riuscendo così a dileguarsi tra la gente e a chiamare la mamma. Nel portafoglio rubato c'erano solo pochi spiccioli. Bene che sia stata fatta la denuncia dai carabinieri, che so che hanno in mano anche degli elementi che stanno facendo le loro verifiche. Dall'altro lato io comunque ho avvisato anche il commissario del comune di Conegliano e gli ho detto appunto che questo fatto è iniziato dalla stazione, con partenza dalla stazione delle Corriere di Conegliano, e quindi l'ho messo a conoscenza di quello che stava succedendo e di quello che succede ovviamente potrebbe
poteva succedere anche a Conegliano. Furto con destrezza, ma un episodio che potrebbe ricapitare. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto da parte dei carabinieri. Ed ora ci spostiamo ad Oderzo, dove un ragazzino di appena 13 anni che si trovava sullo skate in Piazza Grande è stato multato dai vigili. Abbiamo raccolto lo sfogo del papà. Lo sfogo di un papà approda su Facebook e in poco meno di 24 ore la storia di un ragazzino di 13 anni multato perché in skateboard in piazza ad Oderzo fa il giro del web. Non stava nemmeno skateando, era seduto sullo skate e pedalava con le mani. Era insieme ad un amico nei pressi della piazza, nell'isola pedonale che porta verso la Canonica. All'improvviso una persona in borghese gli si è avvicinata, gli ha mostrato un tesserino e gli ha chiesto di seguirlo, accompagnarlo fino al baretto, al bar del Gelius, dove c'erano due invece della polizia municipale in divisa. Gli hanno chiesto i documenti. Cosa gli è stato contestato esattamente? L'uso dello skateboard in piazza. Skateboard, biciclette e monopattini sono vietati in Piazza Grande. Il caso è solo l'ultimo di una serie di contravvenzioni a seguito delle quali il Comune ha stanziato 55.000 euro per lo skate park al Parco Città di Pontermoli, ma che pare in quest'ultimo periodo non sia sempre ben frequentato. Mio figlio effettivamente ha sbagliato. Colpa mia che non l'ho informato, colpa della sua mamma che non l'abbiamo informato, colpa nostra. Ciò che veramente mi dispiace non è tanto l'entità della multa, i 169 euro, avrei preferito darli in beneficenza, è il messaggio che si dà a un bambino. Alla radice della contestazione di un papà in difesa del figlio, il merito. Il ragazzino non si stava esibendo in alcuna evoluzione sullo skate, ma anche il metodo. Come può prenderla un bambino di 13 anni al quale viene detto sei in multa per lo skateboard? Non voglio alimentare ulteriori polemiche, il mio è stato semplicemente uno sfogo perché mi piacerebbe che la prossima volta, se qualche altro ragazzino commette una tale infrazione, venisse ripreso prima che multato. Continuano i lavori per aprire il prima possibile anche il tratto trevigiano della Pedemontana e che crescono in contemporanea anche i timori per il traffico da e verso i caselli. È ancora un punto di domanda perché non sappiamo bene che cosa succederà quando sarà aperto il casello, in particolare di Caselle di Altivole. Ad Altivole il punto di domanda è sul traffico che porterà la superstrada Pedemontana Veneta, soprattutto in questi giorni di completamento del cantiere in zona che danno la consapevolezza dell'opera del possibile impatto nella viabilità ordinaria. C'è preoccupazione perché in realtà non sappiamo ancora che cosa succederà. Si vede dall'alto che la Pedemontana è in via di conclusione e possiamo dedurre che il cantiere sia in via di realizzazione completa. Discorso diverso per le strade urbane provinciali attorno al casello, motivo per il quale il sindaco ha già predisposto divieti e deviazioni. Stiamo monitorando e stiamo valutando anche di rendere inaccessibili ai camion alcune vie più strette del nostro comune proprio per evitare quel flusso esagerato che potrebbe avvenire quando la Pedemontana sarà aperta. Ma i timori non si fermano qui, se da una parte le organizzazioni imprenditoriali approvano l'opera, dall'altra chiedono attenzione per i territori che attraversa. Noi siamo favorevoli all'opera, però siamo anche preoccupati delle tariffe perché non vorremmo che l'opera fosse un'altra Prebemi, la Brescia, Bergamo, Milano, che è una bellissima opera che nessuno utilizza. Noi vogliamo che l'opera sia utilizzata perché possa essere vissuta dal territorio, deve essere anche a dei prezzi, delle tariffe calmierate, quindi anche con delle possibilità, delle scontistiche per i locali. Andiamo in pubblicità. Ben ritrovati, ripartiamo da Silea con l'accordo raggiunto dal Comune con il Parco del Sile per il ripristino del famoso Ponte Pavana. Ma guardate quando siamo andati a fare il servizio che cosa è accaduto. È chiuso! È chiuso! No, scusi, scusi! Il ponte è impraticabile! C'è il rischio di crollo! È il rischio mio! Non curanti del divieto di attraversamento a causa del ponte pericolante, c'è qualcuno che continua a voler proseguire nella sua corsa e, come ci dice il sindaco di Silea, Rossella Cendrona, per lungo tempo c'è anche chi contro il divieto ha gettato le transenne nel Sile mettendo a repentaglio le vite degli altri. Buttando le transenne in acqua, togliendo i cartelli, togliendo i divieti di transito, rendono meno visibile quella che è un divieto a oltrepassare il limite della passerella. Ha un'evidenza
evidente problema di crollo, il ponte è reso evidente da quello che è stato lo studio statico del comune di Silea, e per questo abbiamo chiuso immediatamente. Eppure basterebbe aspettare 2 mesi per poter attraversare in completa sicurezza. Questo ponte pericolante, chiuso ai pedoni da marzo 2019, verrà sostituito completamente per il prossimo maggio. I lavori inizieranno a metà marzo, durata dei lavori 1 mese e mezzo. Il comune di Silea si è proposto di eseguire a sue spese lo studio di fattibilità e del progetto per la realizzazione del ponte Pavan, che si trova nella zona che costeggia i laghetti artificiali lungo la Restera e a 2 passi dal cimitero dei Burci. Sarà sostituito da un ponte con una campata unica di 22 metri in acciaio, completamente in acciaio, e quindi risolveremo il problema della manutenzione. La realizzazione dell'opera, dal costo complessivo di 100.000 euro, sarà finanziata per il 50% dal comune e per il 50% dall'ente parco. Che purtroppo, come sappiamo, anche se sarebbe l'ente preposto alla manutenzione, non ha fondi, e anche per quello che riguarda le alberature, le potature e le rive. Diamo fondi al Parco del Sile perché possa occuparsi di questi problemi. Vincitori della prima lotteria degli scontrini, perché stando a quanto comunicato da Agenzia Dogane e Monopoli, tra i codici vincenti, pensate, ci sono anche quelli legati a scontrini battuti in provincia di Treviso, a Giavera del Montello e Quinto di Treviso. Veneto e Lombardia le regioni più premiate. Per i fortunati i premi saranno di 100.000 euro, mentre per gli esercenti sono previsti premi da 20.000 euro. Pochi giorni ancora per partecipare al concorso Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, in scadenza il 15 di marzo, un'opportunità per i giovani trevigiani, come racconta il giovane comandante della stazione di Silea. Quello che del Maresciallo dei Carabinieri non è un lavoro come tutti gli altri, che può sembrare una frase fatta, ma di fatto è una volontà di mettersi a disposizione della collettività, di prendere in carico i problemi dei cittadini e soprattutto richiede tanta passione e forza di volontà. Una missione, non solo una professione per il maresciallo Lorenzo Evangelista, giovane comandante della stazione di Silea, che così si rivolge alle ragazze e ai ragazzi trevigiani a pochi giorni dalla scadenza del bando di concorso dell'Arma dedicata agli aspiranti marescialli, un'opportunità concreta di lavoro, di formazione, ma soprattutto una scelta di vita, a dimostrarlo il percorso dello stesso Evangelista. Mi sono arruolato nel 2015, dove ho frequentato il percorso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Dopodiché, dopo una breve esperienza presso il 3° Reggimento Lombardia, dove tra l'altro siamo stati impegnati per attività di ordine pubblico legate all'emergenza pandemica, sono arrivato qui a Silea. Proprio la pandemia ha cambiato ulteriormente la vita del maresciallo, non solo ordine pubblico, ma attività sociale a 360 gradi. La nostra attività si volge anche a mitigare quelle che possono essere le ansie della popolazione, legate non solo a quella che è l'aspetto sanitario, ma anche a quelle che sono i timori per il futuro, sia sotto il punto di vista economico che sociale. Tutte le informazioni sui canali ufficiali e social dell'Arma. E ora siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Potenziamento della campagna vaccinale, ampliamento del periodo di isolamento e quarantena. L'ULSS 1 Dolomiti sfodera le armi per contenere la diffusione del Covid e delle sue varianti. In città oggi per Covid è stata chiusa la sede centrale di Banca Intesa. Sportelli chiusi oggi nella sede di Banca Intesa in piazza Vittorio Emanuele. Il provvedimento d'urgenza scattato dopo l'accertamento di un caso di Covid fra i dipendenti dell'istituto ha comportato la sanificazione dei locali e la riapertura potrebbe già essere prevista per domani. Una situazione non nuova in questo anno di pandemia che dopo il periodo post-natalizio da quasi 3 settimane ha ricominciato a manifestare un nuovo aumento di contagi. Registriamo 50, 60, 70 casi al giorno. Con particolare riferimento alle cosiddette terre alte. Di nuovo Cadore, Comelico, Ampezzano sono interessati da uno sviluppo epidemico un po' più vivace. Il colpevole è certamente questo virus che ci mette davanti a eventi, sviluppi epidemici che non abbiamo mai visto nella storia della medicina dopo la pandemia del
dell'immediato dopo prima guerra mondiale. In montagna il fenomeno osservato è certamente legato agli afflussi turistici consistenti, simili le caratteristiche della diffusione del contagio, a causa del quale da sabato saranno sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio dell'ex ULSS 1. L'azienda sanitaria nel frattempo ha potenziato la campagna vaccinale. Superata la soglia delle 20.000 somministrazioni, il piano prevede di vaccinare fra le 6.700 e le 6.900 persone alla settimana fino al prossimo 28 marzo. Cambia anche l'attività di contact tracing. Queste varianti, che appunto probabilmente hanno una maggiore contagiosità propria, hanno però come caratteristica principale una contagiosità che dura più a lungo. Noi oggi stiamo ampliando il periodo di isolamento e quarantena, cioè allungando il periodo in cui la persona colpita dal virus se ne sta a casa. Criteri di maggiore sicurezza per tutti, come quelli previsti e applicati in occasione della disputa domani e sabato del campionato regionale veneto di pattinaggio a rotelle a Sedico. Le disposizioni non prevedono l'esecuzione di un tampone preventivo, ma il rispetto rigido delle norme generali in capo al responsabile Covid della gara. Preoccupazione viene espressa dai pensionati della CISL FNP dopo l'annuncio da parte di Unicredit dell'imminente chiusura delle sedi di Borca, di Cadore, Candide, Sappada e Cesio Maggiore. Non tutti i clienti anziani sono in grado di effettuare le operazioni online, né è accettabile che i territori più periferici vengano lasciati senza neppure uno sportello bancomat. E non possono mettere piedi in strada perché diversamente sarebbero sanzionabili. Esercenti e commercianti comunque protestano e cercano di far capire che cosa accade a chi sta attraversando la loro situazione. La disperazione li ha portati a fare squadra, creando Veneto Imprese Unite e a manifestare lungo le strade. Dopo un anno di lockdown, senza che ci siano stati miglioramenti e con ristori quantificati come pari al 7% dei fatturati perduti, le partite IVA cercano di farsi sentire. Siamo già andati all'INPS, siamo andati all'Agenzia delle Entrate, siamo andati davanti alla sede della Protezione Civile da Zaia, sono andato un paio di volte a Roma, ho fatto una manifestazione a Milano. Dunque non è la prima, poi abbiamo fatto altri tipi di manifestazioni con la chiusura simbolica dei locali, con l'apertura simbolica dei locali. Dunque siamo sempre attivi per dimostrare il nostro disagio che a tuttora viene snobbato. Si parla di imprese di turismo, sport, wellness, commercio e cultura, il cui fatturato costituisce il 50% del PIL nazionale. Per far capire che noi siamo chiusi e quando siamo chiusi diventiamo a reddito zero. Volevamo far capire che non solo è in sé la ristorazione, ma che dietro la ristorazione comunque ci sono famiglie, ci sono figli, c'è vita e dunque tutta una serie di problematiche che non si ferma al bar. Persone che, giunte alla soglia della disperazione, chiedono attenzione. Noi puntiamo alle riaperture perché, come abbiamo visto, potevamo lavorare in sicurezza con i protocolli che ci avevano dato. Proteste statiche perché non si può interrompere il traffico, la prossima sarà qui a Sedico, in questa rotonda, scelta perché gravitano 3 grandi negozi e quindi tanta gente che potrà vedere i cartelloni di chi ormai è alla disperazione. Questo per noi era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lasciamo come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento meteo. Dopo alcuni giorni caratterizzati dalla presenza dell'anticiclone, la pressione cala lievemente, permettendo così l'ingresso di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni variabili, lo vediamo dalla grafica di venerdì 12 marzo, cielo molto nuvoloso con piogge più frequenti nel corso del pomeriggio, alternate comunque a momenti più asciutti. La minaccia dal nord Atlantico sarà solamente di passaggio perché entro la notte le precipitazioni tenderanno a cessare.
Clima ventoso con temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, valori massimi invece tra i 9 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà perturbato con rovesci, specie dalle ore pomeridiane. Localmente saranno anche di moderata intensità. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime invece sui 9-11 gradi all'incirca. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà instabile con qualche pioggia intervallata da parentesi più asciutte e soleggiate. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.